Stasera arriveranno, diciamo, artisti del calibro di Roger, Fede, John Laba e soprattutto è già, diciamo, in quella che stasera potremmo definire più che salotto di Mao, il sofà di Mao, perché stasera sono tutti gli artisti, diciamo, uomini di sole comando con la chitarra. Partiamo subito con un artista giovanissimo, signori e signori, abbiamo qui Azeb, welcome, benvenuto, grazie, benvenuto. Allora, diciamo, noi abbiamo la fortuna di sentire degli inediti stasera, sì, tu? Io ti scrivo inediti da 2 anni, anche se appunto faccio, diciamo, il cantautore da solo, come dici tu, uomo solo al comando, sì, da praticamente gennaio, quindi è cominciato con il nuovo anno questo. Anno nuovo, vita nuova, no? Va bene, hanno nuova vita nuova e partiamo subito con un pezzo tecnologico, se mi posso permettere, sì. Del resto se non lo fai tu chi lo può fare, perché questo, se non sbaglio, parla di caffè high tech. Sì, diciamo di sì. Si chiama High Tech Caffè, quindi direi che è nato davanti a una macchinetta del caffè, appunto, e... Sì, scusami che stavo... eccomi qua. Nessun problema. Grazie, abbiamo avuto anche la pubblicità di un lutaio. Perfetto. Sì, Ne avrei adesso metto tutte le cose. Ne avrò bisogno. Dicevamo, scusami, High Tech Caffè questo, perché adesso io stavo cercando di mettere, diciamo, a punto tutti i nostri sistemi, perché siamo anche in streaming sulla pagina Facebook di Corto Corto e poi saremo anche su Radio Flash, te lo dico a te, ma lo dico a tutti in realtà. Perfetto. Allora, dicevamo, High Tech Caffè, questo in realtà è uno sfondo, forse, vero? Sì, diciamo di sì, nel senso che il brano parla di tante cose, parla del soffocamento tecnologico da cui siamo, diciamo, bombardati tutti i giorni e diciamo che l'ispirazione per questo brano è nata davanti a una macchinetta del caffè del mio liceo. Quindi da lì High Tech Caffè. Un pezzo eccitante. High Tech Caffè, signori e signori, Azeb qui al salotto. Si sente la più? Io non la sento. Sono intelligentissimo, ragazzi. Adesso però per il Dai, è vero, questa grandissima, bellissima gaffa. Adesso provo, no, ma va bene così, adesso vediamo se va così. Oh, adesso va, vedi che va. Perfetto, direi. Ho iniziato col botto, gente. High Tech Caffè. Vabbè. Equilibrio precario tra le foglie d'autunno, sei sempre di corsa, dimenticato la borsa, divorati dal tempo, che di corsa anche lui, ora fermati accosta, ma sei in divieto di sosta, e dentro al tuo cibo, fatto di propilene, troveranno l'amianto e l'ufficio all'igiene, tutti bravi a parlare sulla scena del crime, mentre finisce il denaro su Amazon Prime. Menestrelli e salti in banchi, qui apposta per te. Guardi il mondo da una finestra, mentre sorseggi il caffè. Menestrelli e salti in banchi, qui apposta per te. Guardi il mondo da una finestra, mentre sorseggi un caffè. Equilibrio precario o bene comune, non è il dilemma di Nash, ma la reclama del Dash. E tuona il sultano dalla televisione, della macchina arguta, la maledizione. Per trovare risposte hai surfato la rete, ma non hai soddisfatto di conoscenza la sete. E mentre cerchi un biglietto per il camartage, e così ti chiama per andare a mangiare. Menestrelli e salti in banchi, qui apposta per te. Guardi il mondo da una finestra, mentre sorseggi il caffè. Menestrelli e
apposta per te. Guardi il mondo da una finestra mentre sorseggi un caffè. Grazie. Oh, questa qui era High Tech Café, abbiamo ascoltato questo primo brano. Ti chiedo solo se puoi alzarti un po' il microfono un po' più su, no? Un pochino il microfono, esatto, un po' più a fuoco lì esatto, perfetto. Perfetto. Allora, la prossima canzone, se non sbaglio, è Sì. diciamo sia il titolo di un romanzo, ma è anche il titolo di un film. Sì, io in realtà mi È sono... anche il titolo di un programma radiofonico. E anche il nome di un locale a Padova, ho scoperto. Esatto. Quindi diciamo è abbastanza famoso, anche se credo che poi alla fine nessuno lo sappia scrivere correttamente. Sì, perché c'è quell'H fastidiosissima che non si sa è mai come dove. la R di Malboro, secondo me, che Sì. uno non sa mai bene dove metterla, però sai che esiste, la Sai devi che c'è da qualche collocare. parte c'è. Stiamo parlando di Fahrenheit 451, Esattamente. che sarebbe la temperatura alla quale Brucia la carta. brucia la carta e di conseguenza bruciano i libri, eccetera, eccetera. Esattamente. Quindi ti sei ispirato a questo Romanzo. Sì. Ho letto il romanzo e diciamo che in realtà è ispirato a una situazione. Nasce come... è un po' tra una canzone, è un ibrido tra una canzone d'amore e una canzone di protesta nei confronti della situazione geopolitica mondiale attuale, con anche dei riferimenti soprattutto al sistema e al problema del riscaldamento globale, di cui si sta discutendo molto in questi ultimi tempi, esattamente. Beh, meno male, anche perché giustamente tu, ricordiamolo, sei giovanissimo, ma insomma c'è anche lo streaming che lo dimostra e quindi è bello che insomma questi temi vengano affrontati giustamente. Diciamo Allora, che ha tanti argomenti al suo interno questa canzone. Nasce anche come una canzone d'amore nei confronti di una ragazza. di una ragazza, adesso magari lo scopriremo. Fahrenheit 451 AZ qui al salotto. Gli addii alla stazione, sulla linea del binario 6, fanno più male delle coltellate in periferia. La notte cala sulla città, luci auto lungo i viali, le ciminiere vomitano, maiali industriali. Un calabrone batte la testa, adagiato contro il vetro, mentre i leader del pianeta sono dal parrucchiere. Dovresti sdoppiarti mentre la radio passa Time dei Pink Floyd. Dovresti sdoppiarti, inseguire un sogno 901. Dovresti sdoppiarti, vivere la vita un quarto dalla tua. Dovresti sdoppiarti, ora il fiume antico non esiste più. Le insegne pubblicitarie sono grandi come grattacieli. Sul ponte di Rialto appoggiavo i piedi, tedeschi in ritardo sulla tabella di marcia causa dei troppi impegni, mentre i messaggi delle 18 sono come pugni. Da queste parti vicino al docks l'estinzione dei poeti in una calda notte d'estate sono come lo Yeti. E stasera sarò un incendiario un po' stanco di un libro di fantascienza, romanzo distopico. Dovresti sdoppiarti mentre la radio passa Time dei Pink Floyd. Dovresti sdoppiarti, inseguire un sogno 901. Dovresti sdoppiarti,
vivere la vita un quarto dalla tua, dovresti sdoppiarti. Ora il fiume antico non esiste più ed è colpa tua. Se ho smesso di credere in un futuro ed è colpa tua, perché hai scelto qualcun altro al posto mio ed è colpa tua. Se ho smesso di credere in un futuro, ma forse chi lo sa, stasera ritornerà. Grazie. AZ, questa era Fahrenheit 451, insomma, ti ha fatto arrabbiare questa. Mamma mia, Un pochino. che t'ha mamma mia, proprio, questa qui è stata veramente una storiaccia, come si direbbe. No, è una storia che ricordo molto volentieri. Ma meno male che la ricordi volentieri, perché non ti faceva più vedere il futuro praticamente, addirittura. Però poi alla fine diciamo c'è stata una svolta. Va bene, chissà questo invece il prossimo brano ha una data che sicuramente diciamo tu puoi aver soltanto letto nei libri di storia, perché 1939 anno diciamo delicato. Direi proprio di sì, diciamo che è ispirata dalla situazione attuale. Diciamo che vuole essere un confronto tra quello che era il 1939 e quello che è il 2019, sì. Perché trovo alcune similitudini. Io purtroppo non vorrei scrivere il sequel di questa canzone, diciamo che sono un po' preoccupato. Vabbè, io spero che adesso mandandoti in onda poi non mi facciano stare fermo 2 settimane, perché adesso vediamo come paragoni il 1939 al 2019, ma noi ascoltiamo adesso 1939, Ladies and Gentlemen, AZ. Mi avevi chiesto di non cercarti, di trovare un'altra soluzione al mio problema, che non mi avresti dato nulla in cambio. Impegnata con i tuoi sogni, la tua carriera, una chimera. Sono i tuoi o dei tuoi, ora dimmi cosa fai. Scappi. È caduta un'altra bomba, un altro camion sulla folla. Hanno bruciato il fantoccio ed eletto il tiranno in nome del popolo sovrano. E chiudono i porti, saltano i ponti, i ragazzi si sballano e non sentono che il loro tempo è finito o non è mai iniziato. E scrivo a te che sei dall'altra parte del mondo, sai che non ti amo e non ti odio, ma solo tu comprendi quello che ora io provo. E so che ti avrà scritto Mary, che l'avrà fatto l'altro ieri, per dirti di non darmi retta, ma io non ho nessuna fretta. L'altra mattina hanno ammazzato a uno, davanti a Sant'Ottavio. Non arrivava alla fine del mese, ha vomitato il suo fegato per pagare le spese. Il tiranno divide e comanda, gli incita all'odio di quello che scappa. Il popolo innalza muri in frontiera, si nutre di rabbia ed è primavera. Generazioni siglate e marchiate come cavie da laboratorio proveranno su di noi qualche prodotto per farci marcire l'intelletto. Dicono che gli apatici siamo noi, che non abbiamo apprezzato i loro sacrifici, ma distruggono tutto quello che toccano. Non siete un modello, ma i miei nemici. E il tiranno che impera in diretta sogghigna e fa la voce grossa, lobotomizza le masse, innalza le piazze dalle balconate. Il popolo canta cori da stadio, impicca palla di neve. Elogia Napoleon che darà il pane a tutti noi tutte le sere. Combatteremo per loro, moriremo per loro, gettati nelle fosse comuni e onorati con corone di spine e rose bianche macchiate di sangue. Vorrei urlare in faccia alla gente che ascolta e non sente quello che dice, ma ormai sono condannato ad essere Orfeo e tu la mia Euridice.
Grazie. AZ, questo era 1939 e insomma ricordiamolo, questi sono tutti brani diciamo inediti, se non ho capito male tu stai cominciando a registrarli, quindi Sì, nel senso che mi sto informando per cercare di registrare appunto questi brani, perché alcuni li avevo, Fahrenheit e High Tech Café fanno parte del primo album che si può trovare su Spotify, ma l'ho prodotto e registrato completamente da solo, quindi diciamo che ha una qualità audio di una persona che produce e registra da solo. vabbè, è chiaro, è chiaro. Invece per seguire gli sviluppi bisogna andare sulla tua pagina Facebook. Sì, sì, Come esisto bisogna su fare? pagina. A.Z, no? Esattamente, Se non oppure sbaglio. sulla mia pagina Instagram, che preferisco di più, a.z_official. Ok, perfetto. Quindi questi i riferimenti. Adesso con che brano ci saluti? Qual è l'ultimo pezzo che è in scaletta? È un brano che ho scritto molto da poco, sì, diciamo che non si dice così, però l'ho scritto recentemente e si chiama Zucchero filato. Lascio a voi decidere perché, vi dico solo che è tratto da una storia vera. E allora andiamo un po' alle giostre insieme a te con questo Zucchero filato AZ. Lei si sente osservata e non sa perché. Ti guarda in faccia e pensi che sia lì per te. Guardi gli altri, pensi che siano lì per giudicare. Mentre gli altri pensano, io voglio solo il mare. Siamo soli, come tombe dopo i funerali. Come panni stesi durante i temporali. E intanto intingi i tuoi ricordi nella cioccolata. Perché stamattina la senti un po' sbagliata ed eri così bella nella tua fragilità, forse per colpa delle parole di tuo papà, sempre a sussurrarti dietro che non puoi fallire, come se fosse un videogioco dove non puoi morire, chiusa dentro al tuo castello sopra la collina, eppure dici io ero solo una bambina e ti è vietato pensare, anche se fa male, dentro di te ci sono gli abissi, l'oceano e il mare, sopra i tuoi pensieri, sopra i tuoi pensieri, sopra i tuoi pensieri, sopra i tuoi pensieri. E dietro a queste carte gialle ti senti morire. Papà, volevo chiederti se posso uscire, ma la risposta perentoria che ti è stata data ti è arrivata dietro come una pugnalata. Tu stai crescendo e stai diventando bella, ora il tuo viso brilla come una perla, visto che tua madre stasera è uscita all'imbrunire. Io resto a casa con te, mi voglio divertire, e mentre lui ti getta le mani grandi al collo, tu urli silenziosa, io no, non voglio, la stanza è buia e non resta che la paura e la vergogna di chi si sente come un'impura, e sulle tue guance di zucchero filato piovono parole di chi non ti ha mai amato. Sola sei nata e sola sei rimasta, mentre il tuo corpo viene venduto all'asta. E sulle tue guance di zucchero filato piovon parole di chi non ti ha mai amato. Sola sei nata e sola sei rimasta, mentre il tuo corpo viene venduto all'asta. Grazie. AZ, grazie mille.
un grosso in bocca al lupo e speriamo Grazie. insomma di rivederci presto con Assolutamente. qualche tuo nuovo lavoro. Grazie mille. Allora adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo Va con benissimo. Fede John Laba. A fra poco. Grazie.